Niente anticorpi nel sangue. Questo è l'esito del test sierologico a cui si è sottoposto il carabiniere che qualche settimana fa si era presentato al lab di Lughignano per ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid. Terminata la somministrazione però il militare aveva notato che la siringa era stata gettata nel contenitore per i rifiuti speciali ancora con del siero all'interno. Da qui la segnalazione ai colleghi del NAS e l'avvio di un'indagine. L'assenza della risposta anticorpale potrebbe significare che il vaccino non è stato inoculato, ma per averne la certezza potrebbe tornare utile un ulteriore accertamento. Per essere certissimi, dovremmo anche fare la vaccinazione, la prima dose, e poi ripetere gli anticorpi, perché purtroppo pochissimi sono nel mondo, ma ci sono anche i non responder, cioè coloro che con la prima dose non attivano o attivano pochissimo gli anticorpi, la risposta anticorpale. Per cui andrei anche a verificare se sono tutti d'accordo, dopo la prima dose, la possibilità di fare il prelievo del sangue per vedere il titolo anticorpale. L'infermiera, con una carriera trentennale alle spalle e una professionalità confermata anche dalle colleghe, provata da quanto accaduto, aveva sin da subito assicurato di non essere una Novax e di aver fatto anche quel giorno, come sempre, il proprio dovere. Io sono convintissimo di questo, conoscendo un po' il curriculum professionale della signora, cioè non è una Novax, non è una che non vuole vaccinarsi, si è vaccinata, ha fatto tutte le vaccinazioni personalmente e anche la sua famiglia. Credo che sia proprio un problema di stanchezza, però credo che non ci sia assolutamente nessun tipo di ragionamento, non voglio vaccinare per principio. Intanto l'infermiera è tornata al suo consueto incarico. L'infermiera chiaramente l'abbiamo più non messa nei centri vaccinali, anche perché il suo lavoro è un lavoro di assistenza domiciliare.